Questo giovane uomo è scattato, stiamo cercando di capire, ci ha detto adesso, mi ha chiesto di tagliare le patate piccole, probabilmente in primavera, un rumore forte, e ha colpito la psicologa, coordinatrice, solo che nel farlo aveva un coltello in mano e quindi l'ha ferita in maniera importante. Un fendente all'addome, la psicologa si è accasciata a terra ma è rimasta sempre cosciente. È accaduto nel centro Terra Libera Tutti che accoglie ragazzi fragili con disabilità psichiche. Tutto è accaduto in un attimo, poi l'allarme lanciato dagli operatori e l'arrivo dell'elisoccorso, dell'ambulanza e dei carabinieri. La donna è stata portata in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Il ragazzo è rimasto nella struttura fino all'arrivo del padre. Nella sua storia clinica ha degli episodi di aggressività, ma sempre molto ben verbalizzati. Significa che non ha un'escalation improvvisa, ma un'escalation rituale. Il giovane è ospite in una struttura nel veneziano della stessa associazione ed era venuto a Zero Branco per seguire una delle attività organizzate dal centro. Da circa 2 anni, avendo acquisito delle buone capacità soprattutto in cucina, hanno spiegato, si iniziava scegliendo un menù, poi si andava con gli operatori a fare la spesa, quindi si cucinava e si mangiava tutti insieme. Attività che ha sempre funzionato molto bene, che dà libertà. È chiaro che in qualunque processo educativo, e anche ovviamente quello con persone con fragilità e disabilità, dove c'è libertà c'è anche rischio. Noi cerchiamo di contenerlo, di guardarlo, di osservarlo, di conviverci, e oggi non siamo riusciti. Ora si deve pensare al futuro e come affrontare questa situazione che ha scosso tutti. Nel pomeriggio gli operatori si sono riuniti. L'idea comunque di base è che questa settimana ovviamente le persone che possono rientrare in casa, che possono trovare comunque un contesto stabile, sereno, rientrano in casa. Ovviamente persone che vivono con noi, che non hanno famiglia o non c'è la possibilità che rientrino in casa per svariati motivi, dovranno necessariamente stare con noi e ci organizzeremo in maniera tale per vivere questo momento. Cioè, questo momento va vissuto, non possiamo superarlo, va vissuto, va capito, va elaborato. Sul posto i carabinieri hanno ascoltato operatori e hanno raccolto le testimonianze.